Come al solito proseguono alla grandissima e davvero in maniera molto veloce i lavori del nuovo Stadio Friuli. In questa giornata siamo qui a testimoniare l'avanzamento dei lavori con la novità principale, che è quella dei gradini bassi che stanno venendo praticamente messi su tutti i settori che stanno nascendo. Per la curva nord abbiamo già testimoniato la fine, anche per i distinti laterali li abbiamo visti nel corso delle ultime 2 settimane avanzare in maniera davvero molto veloce e siamo arrivati praticamente agli ultimissimi metri. Manca solamente, credo, una serie di gradini che sarà completata praticamente in giornata, e quindi anche i distinti laterali sono tutto sommato completi. Abbiamo visto poi qualche cosa più piccola, qualche dettaglio come i primissimi seggiolini nella curva nord, quelli però non sono ancora stati predisposti per intero, ci sarà ovviamente tempo per farlo. Abbiamo visto anche altre piccole novità come l'aggiunta proprio tra l'Arco dei Rizzi e quella che è la nuova curva nord. Ci sarà questo collegamento ovviamente per rendere il tutto praticamente perfetto, organico, un design unico, e per far sì che quello che è il plastico prenda vita, quello che abbiamo sempre visto all'interno della sala stampa dello Stadio Friuli diventerà realtà. Ci sono anche delle serrande, diciamolo così, all'inizio proprio dei gradoni, dei settori della curva nord, che andranno un po' a completare il tutto e a ricoprire quello che è l'aspetto, anche come abbiamo detto, estetico, per rendere proprio questo nuovo Stadio Friuli un elemento bellissimo da vedere, da vivere ogni domenica. La curva sud, e quello lo sappiamo, è il settore un po' più arretrato rispetto agli altri, ma anche qui le cose si stanno evolvendo praticamente molto in fretta. Sappiamo che la priorità è data a curva nord e distinti laterali, perché devono essere consigliati anche per l'inizio della stagione. Curva sud che avrà qualche mese di tempo in più. Si vedono già comunque i pilastri che crescono alla grande, a un ritmo serrato, quindi insomma non ci vorrà molto prima che assumano una fisionomia vera e propria anche proprio questi pilastri, che saranno un po' la colonna portante, la spina dorsale dell'ultimo settore che verrà creato. Da lì in poi lo Stadio Friuli non avrà più bisogno di ulteriori lavori e sarà consegnato così come è normale. E si capisce anche il ritmo dei lavori della curva sud dal fatto che siano stati anche alzati proprio i muretti che faranno da distinzione tra quello che è il terreno di gioco e quello che sarà lo spazio riservato ai tifosi, che si accalcheranno e assieperanno tutta la curva, ovviamente una volta completata, per rendere questo stadio un gioiello non soltanto dal punto di vista fisionomico, ma anche proprio dal punto di vista dell'emozione che verrà riversata dentro ogni giorno, ogni giornata di campionato dai tifosi, ma giustamente, come dicevo prima, anche ogni giorno, perché poi ci saranno tutte le attività collaterali che il Paron Pozzo auspica ci siano qui allo Stadio Friuli, che, come detto, continua il suo percorso di costruzione verso quella che sarà la data finale. Praticamente agli ultimissimi metri, manca solamente, credo, una serie di gradini che sarà completata praticamente in giornata, e quindi anche i distinti laterali sono tutto sommato completi. Abbiamo visto poi qualche cosa più piccola, qualche dettaglio come i primissimi seggiolini nella curva nord, quelli però non sono ancora stati predisposti per intero, ci sarà ovviamente tempo per farlo. Abbiamo visto anche altre piccole novità come l'aggiunta proprio tra l'Arco dei Rizzi e quella che è la nuova curva. Come al solito proseguono alla grandissima e davvero in maniera molto veloce i lavori del nuovo Stadio Friuli. In questa giornata siamo qui a testimoniare l'avanzamento dei lavori con la novità principale, che è quella dei gradini bassi che stanno venendo praticamente messi su tutti i settori che stanno nascendo. Per la curva nord abbiamo già testimoniato la fine, anche per i distinti laterali li abbiamo visti nel corso delle ultime 2 settimane avanzare in maniera davvero molto veloce, e siamo arrivati a nord. Ci sarà questo collegamento ovviamente per rendere il tutto praticamente perfetto, organico, un design unico, e per far sì che
quello che è il plastico prenda vita, quello che abbiamo sempre visto all'interno della sala stampa dello Stadio Friuli diventerà realtà. Ci sono anche delle serrande, diciamolo così, all'inizio proprio dei gradoni, dei settori della curva nord, che andranno un po' a completare il tutto e a ricoprire quello che è l'aspetto, anche come abbiamo detto, estetico, per rendere serrato. Quindi insomma non ci vorrà molto prima che assumano una fisionomia vera e propria anche proprio questi pilastri che saranno un po' la colonna portante, la spina dorsale dell'ultimo settore che verrà creato. Da lì in poi lo Stadio Friuli non avrà più bisogno di ulteriori lavori e sarà consegnato così come è normale, e si capisce anche il ritmo dei lavori della curva sud dal fatto che siano stati anche alzati proprio i muretti, che fare proprio questo nuovo Stadio Friuli un elemento bellissimo da vedere, da vivere ogni domenica. La curva sud, e quello lo sappiamo, è il settore un po' più arretrato rispetto agli altri, ma anche qui le cose si stanno evolvendo praticamente molto in fretta. Sappiamo che la priorità è data a curva nord e distinti laterali, perché devono essere consigliati anche per l'inizio della stagione. Curva sud che avrà qualche mese di tempo in più, si vedono già comunque i pilastri che crescono alla grande, a un ritmo